Rino Rainis, cos'è per te il Cedarchis? Boh, per me il Cedarchis è un'istituzione perché io comunque come giocatore e dirigente festeggio, diciamo, questa ricorrenza di 50 anni e praticamente io li ho fatti tutti, perché al di fuori di un anno quando giocavo alla Virtus Tolmezzo, che comunque ho fatto il dirigente, quindi consideriamo i 50 anni pieni e credo che nessuno di noi abbia questa priorità, insomma, ecco, diciamo così. Che ricordi hai di quei primi anni? I primi anni sono stati anni di battaglie, perché chiaramente il paese, cioè si faceva la squadra con i giocatori del paese, quindi qualità erano limitate, si dava il 100% e chiaramente i primi 10 anni sono stati abbastanza di sofferenza, insomma, ecco. Poi nel 1985 abbiamo vinto il primo trofeo, diciamo, la prima manifestazione importante di Coppa Carnia, e per me è stato una cosa non stratosferica di più, perché io, avendo fatto tutte le giovanili a Villa e quindi sono arrivato a Cedarchis, il giocatore più giovane a 18 anni, arrivare in finale con il Villa sul campo di Villa Santina, segnare il gol della vittoria, insomma, è stato qualcosa di speciale. 50 anni del Cedarchis e 30 anche dal primo scudetto. E lì che ricordi hai? Bah, il primo scudetto credo che sia una cosa da pelle d'oca, come chi vive queste emozioni può ricordare. È stata una vittoria importante perché l'abbiamo cercata, voluta, con 1000 sacrifici, e quindi è una cosa che il paese meritava. E quest'anno comunque, anche se in campionato non è andata come speravate, vi siete portati a casa 2 trofei. Boh, è chiaro, adesso la nostra evoluzione è diversa di tanti anni fa. Abbiamo ricostruito la squadra, la società, il parco dirigenti anche, insomma, credo che con Rino, Edo e Pettisso arrivati al capolinea ci vuole un gruppo di giovani che sicuramente trascinati anche da persone competenti riportino Cedarchis a livelli importanti. Rino al capolinea, sì? Beh, direi di sì, insomma io sicuramente do una mano, chiaramente, però ho sempre odiato le persone che sono 100 anni in un posto che cominciano a essere a puzzare, come si dice. Esattamente, quindi chiaramente una mano si dà, però è anche giusto dare spazi, perché poi gli anni passano e quindi le nuove evoluzioni danno altro, qualcosa di diverso di quello che abbiamo dato noi ai nostri tempi, chiaramente.